Domenico Menorello, lista Tosi, ma riusciamo a interrompere un monopolio che dura da anni nella regione Veneto? La lista gialla Tosi per il Veneto e le nuove candidature che si propongono sono l'unico modo per interrompere questo accordo consociativo fra il PD e la ex Forza Italia proseguita dall'attuale governatore Zaia, che ha fatto sì che in Veneto stiano lavorando da anni troppe poche imprese. Noi facciamo un ragionamento squisitamente economico, quindi in Veneto dobbiamo decuplicare le imprese che lavorano con gli appalti pubblici. Come fare? È scritto nel programma. Applichiamo i costi standard in tutta la regione, in tutti i servizi. Ci accorgeremo che da qualche parte i servizi si pagano molto diversamente che da altre parti. Ci accorgeremo che da qualche parte ci sono sempre gli stessi da troppi anni. Un po' di trasparenza porterà più concorrenza, più lavoro per tutti. Menorello, però la rinascita non passa solo dall'industria, ma parte magari anche dalla scuola. So che avete un programma importante. Certo, abbiamo contribuito a elaborare il programma di Flavio Tosi proprio sulla formazione, ad esempio con l'idea di dare dei voucher alle singole aziende per poter scegliere dove andare a prendere la formazione per i propri dipendenti, ad esempio immaginando di poter dedurre dal fisco regionale e per quanto possibile alla regione anche da quello comunale le rette o parte di esse delle scuole paritarie per aumentare l'offerta di educazione e renderla più equa e più giusta per tutti.